la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Di nuovo in diretta dallo studio di Via Bellerio di RL Radio Libertà, 5 minuti dopo le 11 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin. Come va? Ci state ascoltando? No, perché ci sono problemi, ma non è colpa nostra. Giuro, giurin giureta. Ci sono problemi con Canva, Roblox, Perplexity, tutti down, problemi in tutto il mondo, i servizi online che usano Amazon Web Service, malfunzionamenti a siti e piattaforme in Italia e negli Stati Uniti. Il fattore comune sembra essere la piattaforma cloud Amazon Web Service, ampiamente usata in tutto il mondo, ma poi lo sapete, ci sono le ripercussioni anche su altri siti, ad esempio sulle dirette Facebook e su YouTube, per cui se ci siamo capito? È chiarissimo e pazienza, d'altronde siamo noi, tutto il mondo che ormai si fida ciecamente di internet e si paga questa cosa. Erano così belle le onde elettromagnetiche, i ponti radio, che invenzione fantastica. Sì, e tra pochissimo parte il Qui Parlamento con Claudio Borghi Aquilini, ma anche un'altra sbirciata la do sul sito di Repubblica, quello di prima era il Corriere. Louvre ancora chiuso, caccia ai ladri, ma è polemica dal furto, immagine deplorevole del paese. Nella diretta di questa mattina tra le 11 e mezzogiorno avremo anche un artista indipendente, Matteo Ruggeri da Roma, che dopo Claudio Borghi ci canterà la canzone si intitola così. E poi chiaro che dobbiamo capire che cosa intende per avremo modo di parlare con la Lega di Martinengo, perché non c'è più la Lega al comune di Martinengo e cancellano le feste storiche, vergogna. E poi oggi è lunedì e ritornano i bacchettoni di informazionecattolica.it con Matteo Orlando, il direttore di questo sito che dovete assolutamente sbirciare se cercate qualcosa di diverso. Intanto però ci fermiamo e diamo la parola a chi ci tiene compagnia ogni settimana, il martedì sera su queste frequenze con Antonino Danna, Claudio Borghi Aquilini, che qui parla però dall'emisfero e vediamo che cosa racconta. Sentiamo. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Mi sono andato a ascoltare gli interventi dell'anno scorso, quando si commentava, perché di commento ricordiamo che è un atto non emendabile, era non emendabile nel vecchio sistema, quando ancora si chiamava NADEF, diventa non emendabile nel nuovo, e quindi diciamo che non è che abbiamo cambiato in modo clamoroso. E l'anno scorso, commentando in quest'Aula la NADEF, con una certa qual soddisfazione, mi viene da dire, avevo anticipato quello che sarebbe successo quest'anno, perché il governo sta andando avanti con una coerenza che non sempre ho visto, anzi quasi mai ho visto, perché nelle legislature passate in certi casi era più il caos e l'improvvisazione rispetto alla programmazione pluriennale. Invece in questo caso stiamo assistendo a una programmazione pluriennale che porta una stabilità che è un valore in sé. Se era prevedibile l'anno scorso che cosa avrebbero fatto quest'anno e le conseguenze di quelle mosse stanno venendo riconosciute dai mercati, che ormai non sono più nella consueta situazione tale per cui, insomma, ve lo dice uno che ci lavorava, ecco, che ogni mattina a leggere avidamente il giornale per vedere che diamine sarebbe successo. No, in questo caso abbiamo un obiettivo e dei mezzi per perseguirlo. Il fatto che questa finanziaria che si delinea sia leggera non è un difetto.
questa è un'economia che deve essere lasciata in pace. Io credo che larghi tratti dell'economia, se in passato fossero stati lasciati in pace, cioè se invece di avere delle finanziarie che cambiavano tutto ogni volta pensando di reinventare la ruota, lasciavano fare a chi ogni mattina si sveglia e fa impresa e non vuole avere cambiamenti costanti dello scenario tale per cui magari dei piani fatti con fatica, investimenti e così via dovevano poi essere mandati al macero. Io credo che adesso saremmo messi meglio. Quindi il fatto che ci sia una finanziaria che tocca poco la situazione attuale e che, attenzione, in tutto quello che viene delineato e anche negli interventi che ci ha illustrato e anticipato ieri sera in commissioni riunite il ministro Giorgetti, interviene e interverrà solo in aspetto ad adiuvandum, mi verrebbe da dire, perché se si delineano degli interventi di riduzione delle aliquote, se si individuano degli interventi di aiuto a chi non ce la fa in questo momento a pagare i debiti, se si delineano degli interventi di prosecuzione di misure che avevano dato dei buoni risultati, vedete che non c'è nessun tipo di rivolgimento e c'è semplicemente un cercare di proseguire un qualcosa che sta oggettivamente dando dei risultati. Ma perché? Mi devono... Scusate. Sì che ogni tanto... Vabbè, perdonate, è colpa mia. A un certo punto, invece, ci sono delle situazioni che devono però essere ricordate. Le situazioni che devono essere ricordate sono quando in passato l'Italia, perché principalmente in questo documento noi stiamo parlando di aspetti macroeconomici, quando in passato l'Italia si era trovata in una situazione di vantaggio rispetto alle grandi economie europee. L'unica che mi ricordo è stata nel 2008, diciamo durante la crisi del subprime, dove a causa di un settore bancario meno internazionalizzato e meno globalizzato degli altri, il nostro Stato si trovava a dover intervenire per salvare il settore bancario meno rispetto a quanto facevano gli altri paesi. Erano momenti drammatici in cui, tanto per dirne una, l'Olanda, no? Cioè quindi non esattamente un'economia debole dell'Europa, su 4 grandi banche ne dovette nazionalizzare o in generale aiutare 3. Soltanto la banca, quella diciamo così degli agricoltori, ne rimase fuori. Altrimenti le altre 3 grandi banche vennero in un caso totalmente nazionalizzata, quella di SNS Real, e nelle altri 2 casi ci fu un pesante intervento dello Stato per cercare di salvarlo. A fronte di questi interventi molto onerosi, perché lo Stato si trovava a dover ripianare la parte dell'attivo delle banche che veniva a essere considerato non più affidabile, e all'interno di bilanci che erano cresciuti a dismisura venivano richieste delle cifre importantissime per riuscire a tenere la banca in situazioni operative e non andare verso disastri peggiori. L'Italia dovette intervenire in parte sul sistema bancario, meno degli altri paesi, e si verificò quello che fu una sorta di sorpasso in retromarcia, cioè vale a dire gli altri arretravano, cioè la Germania andò in una pesante recessione, tanto per dire, si parlava, credo se non mi ricordo male, del 3% insomma di recessione, quindi stiamo parlando di numeri importanti. La Gran Bretagna, che aveva un settore finanziario che all'epoca era ancora dentro l'Unione Europea, quindi veniva utilizzata per i confronti dei partner dell'Unione Europea, avendo un settore finanziario e bancario molto grande, era particolarmente esposta. E quindi stiamo parlando di paesi che in un modo o nell'altro avevano degli arretramenti così pronunciati che il nostro arretramento, perché ovviamente è impossibile che un'economia interconnessa come quella italiana
potesse essere in crescita in un periodo in cui tutto il mondo stava sperimentando una recessione mai vista prima, insomma, in tempi recenti. Ma ecco, noi recedevamo meno degli altri, in questo caso eravamo un po' migliori rispetto agli altri paesi. È stato, credo, l'unico caso, altrimenti eravamo più o meno sempre sul fondo. Certo, se noi volessimo fare un'analisi un po' raffinata, verrebbe da dire che, e forse approfittiamo di questi momenti per parlare un pochettino di cosa possono essere delle scelte che effettuano i paesi, l'economia che diciamo è forse a noi più affine, vale a dire quella francese, in passato è cresciuta di più di noi, ma se guardiamo quanto è cresciuta più di noi e vediamo cos'è stata la differenza dei deficit francesi rispetto alla nostra permanente austerità, ai nostri continui avanzi primari che abbiamo sempre fatto, perché c'è questa vulgata all'epoca dell'Italia cicala, no? E degli altri paesi formica. Ecco, questa cicala è sempre stata in avanzo primario, tranne ovviamente nei momenti di massima crisi tipo il Covid, no? O similari. Ma la Francia invece ha sempre speso di più. Se noi prendiamo la somma dei deficit fatti nel tempo dalla Francia e li confrontiamo con cos'è stata la crescita maggiore della Francia rispetto all'Italia, otteniamo una pressoché identità. Quindi abbiamo dei paesi che spendevano di più e grazie a questa spesa aggiuntiva che facevano rispetto ai nostri, facevano segnare una crescita maggiore. Però a che costo? Adesso li stiamo vedendo i costi, perché col tempo arrivano i conti. In un sistema di moneta unica come quello europeo, prima o poi gli sbilanci arrivano al pettine. Certo, non è una cosa sconosciuta che io preferisco il sistema delle monete flessibili, perché il sistema delle monete flessibili ha un meccanismo di adeguamento automatico che è dato dal cambio delle valute. Ma all'interno di una moneta unica, grazie Presidente, chiudo, all'interno di una moneta unica, se qualcuno spende di più, in qualche modo prima o poi i conti arrivano, e stanno arrivando adesso, perché ci troviamo, guarda caso, uno spread della Francia superiore a quello dell'Italia, nonostante loro esprimano il Presidente della Banca Centrale Europea, e quindi significa una garanzia assoluta da parte degli investitori. Ecco, pur con questa garanzia assoluta, e chiudo, noi in questo momento siamo in vantaggio e riusciamo ad avere uno spread più basso. Questa politica del governo sta pagando e gli va riconosciuta una coerenza che oggettivamente anch'io, che avrei forse delle idee più aggressive dal punto di vista della spesa, della finanza pubblica, ma non posso che non riconoscere, e questa coerenza paga, questa tranquillità paga, questo clima senza scossoni e con un obiettivo definito sicuramente ha portato degli aiuti alle imprese, e i numeri di questa relazione, che ci portano per una volta in vantaggio rispetto agli altri paesi, sono a testimoniare. Grazie. Qui Parlamento. Guardo che stai dondolando, forse io ho bevuto troppo, ma ti chiedo un altro ballo. Ti tendo la mano e mi sembra strano che ti stia stringendo senza imbarazzo le tue labbra sul mio petto, e poi tu scendi giù, è come se è come un viaggio verso spiagge incantate, una granita le sere d'estate, un bacio in riva al mare,
un'avventura. Ti guardo e tu stai ridendo, ti accorgi che hai finito il rossetto. Giuro che te lo ricompro. Poi ci allontaniamo, poi non ci parliamo e ritorniamo a come eravamo prima. Due sconosciuti, due uccelli senza stormo e poi tu scendi giù. È come se è come un viaggio verso spiagge incantate, una granita le sere d'estate, un bacio in riva al mare, un'avventura. E 4 notti ora sono passate, solo nel letto sogno quell'estate. La tua pelle chiara mi prende a botte e ti ho lasciato una nota vocale. Trovi una scusa, non puoi ascoltare, non vuoi comunicare, mi scrivi solo la mia risposta. Che vuol dire tutto e vuol dire niente. Si intitola proprio così, ragazzi, la nuova canzone di Matteo Ruggeri. Ciao Matteo! Ciao, un saluto a tutti, grazie per l'invito. Finalmente qualcuno che non si sforza a urlare, ragazzi, a fare il venditore di pentole, perché ne scoviamo di terribili ogni tanto tra gli artisti, quelli famosi, quelli conosciuti che dicono di quelle robe urlacchiando, e tu questa canzone la canti bassa, ma è un pezzo serio o non serio? Questa è la cosa che siamo rimasti io e il regista Simone qui indecisi. Dice, è un brano tragicomico, c'è una tragedia, un pathos, c'è una sofferenza in questa Matteo Ruggeri. È un brano che nasconde entrambe le nature, sia quella seria che quella giocosa, e quindi ho voluto trasmettere quel senso di, diciamo, doppia valenza, quindi sia felicità che tristezza dal punto di vista del gioco, che è appunto la seduzione, l'amore, comunque una storia vissuta che si lascia bei momenti, ma anche un forte senso di nostalgia quando questa storia finisce, appunto come la storia della canzone, perché è una storia estiva che finisce ancora prima di iniziare, di rendersene conto che si è vissuta veramente. E quindi il sta sì anche per un gioco scherzoso, se vogliamo anche erotico, ma poi prende la valenza di un qualcosa che non si è detto, che non si riesce a dire, non si riesce a comunicare, quindi l'unica parola, anzi l'unico verso che si riesce a produrre appunto è Capite, signori? Semplicemente il nostro artista del giorno, Matteo Ruggeri, è arrivato tardi, che l'estate ormai era finita, hai capito? Per cui è rimasto con il cerino in mano, ma intanto ha dovuto ritornare a casa e le vacanze sono finite, e quindi la signorina con cui si poteva basta, non c'è più stata, ragazzi. Un abbraccio a tutti voi che ancora pensate all'estate, e in qualche parte d'Italia ancora è estate, quindi ben venga se si può riaccendere qualche amore non estivo ma autunnale, assolutamente sì. Occhio all'orario che la prossima settimana cambierà tutto quanto. Intanto però Matteo Ruggeri, bella, ci può stare assolutamente questa il problema è con quante M lo scrivete, perché se sbagliate il numero delle M e non salta mica fuori. Quante M sono, Matteo? Sono 5, tutte in maiuscolo. Eccola lì, altro errore madornale l'hai fatto tu,
5 tutte maiuscole, e vi salta fuori sugli store digitali e su YouTube questo simpatico pezzo di Matteo Ruggeri da Roma, vive a Bracciano e ha fatto questo pezzo scanzonato e tragicomico. Matteo, parlaci di te, cosa bolle in pentola, cosa hai in mente di fare prossimamente, perché poi dopo aver fatto un pezzo del genere, sai, non è semplice, che cos'altro si inventerà il Matteo Ruggeri, eh? Eh sì, esattamente questo è il punto. Ogni volta bisogna sfornare una nuova invenzione altrettanto simpatica, altrettanto io dico sia simpatica che intelligente, quindi non mai banale. Questa è la cosa che mi preme più di tutto. E certamente questo è il secondo inedito, quindi sono molto fresco da questo punto di vista, però sto lavorando ad altri brani, ne sto scrivendo tanti, devo decidere le prossime mosse per un brano altrettanto accattivante, però sono sulla buona strada, anzi ne sono certo, non c'è nessun dubbio per questo. Ci sta. Se volete dare qualche consiglio a Matteo Ruggeri, si trova facilmente, ad esempio, su Instagram. Basta scrivere Matteo Ruggeri, giusto? Sì, Matteo Ruggeri su Instagram, TikTok, Facebook o su Spotify, assolutamente su tutti gli altri digital store. Mi trovate dappertutto, ecco. Cercatelo soprattutto perché, ripeto, non capita spesso avere una canzone non urlata, e di questi tempi ti dà anche una certa sicurezza dicendo c'è ancora speranza in fondo, anche se devi mettere 5M e salta fuori la canzone nuova di Matteo Ruggeri. Oh Matteo, quando passi da Milano ricordati che c'è una radio che si chiama Radio Libertà che ti trasmette, passaci a salutare, dai. Assolutamente, mi farà piacere venirvi a trovare e a salutarvi, assolutamente. Volentierissimo, intoneremo insieme. Grazie Matteo Ruggeri, Grazie buona a voi, musica. un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ragazzi, non dite poi che non siamo originali, non originali ma di più. Ciò che trasmettono le altre radio noi non lo trasmettiamo, saremmo uguali a loro. Noi facciamo la differenza anche attraverso la musica. A proposito di differenza, signori, pochi minuti e arriveranno i bacchettoni di Informazione Cattolica. E certo, un altro sito che bisogna assolutamente andare a ricercare se cercate controinformazione, e vedremo che cosa ci portano in questa puntata. Intanto sono arrivati tanti messaggini al 3406709 riguardanti la rassegna stampa e non soltanto. Sentiamo ad esempio questa: non è che non mi accontento, ma se si dà un appiglio ai magistrati comunisti di interpretare una legge, non è una legge ben fatta. Parlavamo di quello che è successo a Varese e del fatto che il tizio che ha picchiato, violentato, non abbiamo ancora capito, la ragazzina, sia già stato rilasciato come nulla fosse. E sì, a quanto pare sono molto bravi, hanno studiato tanto questi magistrati e trovano un appiglio in ogni legge. Sentito la leader di Avde Weidel, vorrei un parere dei nostri. Sicuramente si ascolti, soprattutto questa sera, avremo Claudio Borghi Aquilini in diretta, domani, scusami, martedì, di sicuro ne avrà da dire. Buongiorno Sammy, riguardo al caso Ranucci, sarebbe opportuno che Schlein, Saviano e compagnia cantante chiedessero scusa pubblicamente a Meloni e al gruppo di governo, e agli italiani saggi e sani di mente che hanno votato questo governo non se ne può proprio più. Cara Monica, un sentito buongiorno Sammy all'onorevole Molinari. La manovra è in effetti di 58 miliardi, di cui 40 sono del 110%. Lo sappiano quelli del PD. E poi un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto vorrei specificare una cosa: non tutti gli uomini picchiano le donne, bravo, non tutti gli uomini fanno male alle donne. giusto. Ci sono anche uomini che amano
le proprie mogli, è brutto da dire, le proprie donne, insomma, che vogliono bene, sinceramente bene alle proprie donne. Mi permetto di fare una piccola chiosa su quanto detto dall'amico poche telefonate fa e che apprezzo sempre nei suoi interventi. Allora, io non farei distinzione tra hai ucciso una donna, allora ergastolo sicuro. No, direi hai ucciso una persona, maschio o femmina che sia, ti becchi l'ergastolo, punto. E poi sono pienamente d'accordo che la legge va applicata e non interpretata. Grazie Giovanni da Bergamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Noi siamo il Rock 80, Francesco Rocchi alla batteria, Mino Trapani al basso e Alessio Vergani alla chitarra. Ragazzi, è uscito il nostro primo album. 12 cover rigorosamente anni 80, ma canzoni rivisitate e riarrangiate per l'occasione. Eye of the Tiger dei Survivor, Relax dei Frankie Goes to Hollywood, Touch Me, Samantha Fox, Bette Davis Eyes, Such a Shame dei Tall Talk, per citarne alcune. Fatemi però ringraziare i cantanti Franco Campanella e Saverio Cucinotta e le splendide voci di Gianna Della Corte e Sara Matera. Allora, pronti a rituffarvi nella gloriosa Milano da bere anni 80? Noi ci siamo, dai Rock 80, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Has it hollow gold? Live a sweet surprise. Has it never cold? She's got Bette Davis eyes. Ton of music on you. You won't have to think twice. Just purchase New York snow.
She got better Davis eyes. And she tease you, she'll needs you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a progress. She's got glitter garble set on side. She's got better Davis eyes. She'll like to take her home. He rides her harbor tide. She'll have her on the throne. She got back to Davis eyes. Take her time on her home. You roll you like we were dice until you come unglued. She's got better Davis eyes. She'll expose you while she snores you. Off your feet with a crumb she throws you. She's ferocious, as she knows just what it takes to make a progress. All the boys think she's a spy. She's got better Davis eyes. And she'll tease you, she'll amaze you, just to please you. She's got better Davis eyes. And she'll tease you, she'll amaze you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a progress. She's got all the boys think she's a spy. She's got Wow, come on! Gli anni '80 in un CD, in un vinile, ma soprattutto facilmente su YouTube. Basta scrivere Rocco 80 con 2 C di cane, Rocco 80, e salta fuori questa bellissima produzione per questa estate, tra cui Bad Davis Eyes non può mancare. 11:37, ancora il buon mattino, c'è Sammy Varino in vostra compagnia e a quest'ora ritornano i bacchettoni di informazione cattolica con il suo direttore Matteo Orlando. Buongiorno Matteo. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Adesso vi presentiamo quello che abbiamo pubblicato in queste ore, stamattina, ma anche nei giorni scorsi, per darvi una panoramica dei nostri articoli. Vi ricordo che noi pubblichiamo su 2 siti diversi. Uno si chiama informazionecattolica.it, più conosciuto, lanciato nel 2020, l'altro Infobreak, che è nato a luglio del 2025. E comincio proprio con informazionecattolica.it, un articolo da non perdere stamattina, è l'editoriale in primo piano di Pietro Licciardi, una conoscenza di Radio Libertà. E in questo editoriale Pietro ci fa riflettere sulla Unione Europea. Già dal titolo capirete il tenore dell'articolo, perché il titolo è "L'Europa, una banda di briganti ben organizzata". E Pietro, partendo da un libro che è stato pubblicato recentemente, ci fa riflettere su quello che sta portando avanti Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, e ci fa riflettere sia sullo scandalo Pfizergate, sia anche su tutti gli altri scandali legati a molte lobby che sono in corso in Europa. Merita di essere letto l'articolo e merita anche di essere letto il libro citato. Poi un altro articolo che stamattina mettiamo in evidenza è quello di Matteo Castagna, un articolo di geopolitica che riflette in un senso molto ampio sul prossimo incontro che dovrebbe tenersi in Ungheria, a Budapest, tra Trump e Putin, che fa seguito all'incontro che c'è stato qualche settimana fa in Alaska. Allora, nell'articolo che si intitola "L'epitaffio su questa Unione Europea",
Matteo Castagna riflette e ci fa capire che dal punto di vista geopolitico l'Unione Europea non ha più nessun ruolo, ha perso ogni legittimazione politica, ogni legittimazione geopolitica, e quindi attraverso un'analisi molto lunga e molto interessante che vi invitiamo a leggere, Matteo Castagna ci porta a farci capire questa realtà, questa triste realtà della politica europea che ormai non conta più nulla. Poi un altro articolo, stavolta di Angelica La Rosa, che vi consigliamo di seguire, di leggere, ha come titolo questo: l'ipocrisia di Greta Thunberg ha superato ogni limite. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al fatto che Greta, come sapete, come sanno gli ascoltatori di Radio Libertà, si è andata a fare un giro con le barchette che sono partite da diversi porti europei verso Gaza per farsi vedere, per farsi un po' di pubblicità, e poi dopo che è stata fermata non ha accettato, diciamo, la legislazione israeliana per quanto riguarda il rimpatrio, è rimasta bloccata per qualche giorno in più rispetto agli altri che invece sono stati subito portati qui da noi, e ha lamentato di avere subito una qualche forma di violenza. Però non risulta traccia di che tipo di violenza né nei documenti della magistratura svedese e né in quella della magistratura israeliana. E quindi il nostro articolo riflette su che cosa sia davvero accaduto in Israele e su che cosa invece Greta Thunberg ha diffuso per farsi ancora una volta propaganda. E quello che emerge dall'articolo è che Greta Thunberg è una delle principali propagandiste al mondo dell'agenda progressista mondiale. E dal lato opposto del progressismo invece c'è una bella notizia che arriva dal Portogallo, dove un movimento politico cattolico ha proposto al Parlamento una legge per vietare negli spazi pubblici l'occultamento del volto, e quindi indirettamente questo si ripercuote sull'Islam in particolare, perché non sarà più possibile, se la legge effettivamente verrà approvata e entrerà in vigore, non sarà più possibile indossare il burqa e il niqab, perché i volti dovrebbero essere pienamente riconoscibili da parte di tutti, in particolare da parte delle forze dell'ordine. È una cosa che interessa anche l'Italia, purtroppo, perché già sappiamo che in diverse parti, da Milano a città più piccole e anche in certi paesi, a volte si fa fatica a riconoscere le persone, le donne in particolare islamiche, e si vedono anche in Italia donne girare in burqa. Sta diventando anche una cosa consueta dalle nostre parti. È accaduto a Venezia, accade a Milano, accade in diverse città questo. Chissà, magari potremmo copiare la proposta portoghese. Sull'altro nostro sito, che è infobreak.it, sul nostro sito anche oggi abbiamo degli articoli interessanti. In un primo articolo, dal titolo "La Francia destabilizzò la Libia per le risorse energetiche", abbiamo ricordato che come oggi, il 20 ottobre ma del 2011, fu ucciso Muammar Gheddafi, che i più grandi tra di noi si ricordano, e l'operazione, come tutti i precedenti mesi di distruzione, diciamo, dell'apparato amministrativo e governativo libico, ha provocato una destabilizzazione che ancora oggi continua a portare i suoi frutti estremamente negativi. Non che Gheddafi fosse, diciamo, un leader da consigliare, assolutamente no, però quello che ne è scaturito è stato anche peggio, se possibile. Come sappiamo, con la Libia divisa in tre parti, con varie situazioni, e tutto questo grazie alla Francia, che ha fatto la guerra in Libia per cercare di gestire le risorse energetiche. Un altro articolo, che è un po' controcorrente, riflette sulla legge che è stata approvata il 20 ottobre, come oggi, ma del 1999, dal Parlamento italiano, quando ha permesso alle donne di entrare nell'esercito italiano, e noi ci chiediamo se questo abbia portato effettivamente dei vantaggi oppure no, in particolare riflettendo sul ruolo della donna e di come la donna è considerata adesso nell'ambito militare, e quel messaggio passa alla società sulla donna in prima linea, per esempio, sulla donna che combatte, mentre sappiamo bene
alcune delle caratteristiche delle donne, che sono tra le altre cose quello dell'accoglienza, della dolcezza, della vita. Quindi forse non sempre, diciamo, tendere alla parità è un aspetto positivo in certi ruoli, in certe situazioni. Però invitiamo i lettori a leggerlo e l'articolo e a farsi un'idea propria, naturalmente. Poi un altro articolo interessante riguarda il pensiero unico. Lo abbiamo intitolato Il sonno del pensiero unico, perché abbiamo criticato il pensiero unico che c'è in Italia, ma partendo da un fatto storico accaduto in America, quando a suo tempo c'erano le investigazioni sulle infiltrazioni comuniste di Hollywood da parte della commissione storica per le attività anti-americane, e noi, tra l'ironico e il serio, ci siamo chiesti se un'esperienza di questo tipo non si potesse ripetere oggi, magari in forme diverse, per cercare di fare uscire quel marciume politico che attanaglia le redazioni giornalistiche, televisive, eccetera, e che non porta in Italia purtroppo alla libera informazione, alla informazione che parla dei fatti, parla della verità piuttosto che delle ideologie politiche. Ecco, questi sono alcuni degli articoli, tra l'altro usciti tutti oggi, ma invitiamo anche a leggere articoli usciti nei giorni scorsi, perché abbiamo riflettuto sui due siti, sia per quanto riguarda i fatti internazionali che per quanto riguarda quelli italiani, su molti argomenti. Per esempio abbiamo scritto degli articoli sulla realtà israelo-palestinese, oppure abbiamo parlato della polemica che si è innescata dopo la proposta di legge sull'aborto. Un parlamentare del PD con altri firmatari ha proposto di estendere l'aborto farmacologico all'azione delle ostetriche, e poi c'è stata la reazione delle ostetriche che hanno detto: noi non porteremo mai l'aborto, noi ci impegniamo per far nascere i bambini, non per ucciderli. È tutta un'altra serie di articoli che vi invitiamo a leggere. Quindi il consiglio per gli amici di Radio Libertà è andare su www.informazionecattolica.it e su www.infobreak.it. Quindi buona lettura, vi auguriamo uno spulciare positivo attraverso le nostre pagine per trovare gli articoli delle varie categorie. Ringraziamo sempre Radio Libertà per la sua ospitalità, questo spazio di libertà settimanale che ci concede. Ringraziamo in particolare Semmi Varin. Grazie Semmi e arrivederci alla prossima settimana. Grazie davvero a Matteo Orlando di informazionecattolica.it. Ci risentiamo appunto tra una settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, cioè io seguo la Lega, però a volte la Lega che segue me, e se non mi segue addirittura arriva qua. Vedete un po' chi ci è venuto a trovare in radiovisione e non soltanto. Alessandro Morelli, sottosegretario, buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a tutti voi cari nostri ascoltatori. Oh, ma che piacere, come mai da queste parti? Ma c'era un incontro molto importante qui in Via Bellerio, siccome stiamo lavorando sulla legge finanziaria, stiamo valutando quelle che sono le prossime infrastrutture da realizzare, perché come sai Matteo è sempre in pista e cerca di avere novità ogni giorno. In più chiaramente dobbiamo sottolineare che l'impegno che abbiamo per le prossime regionali ci deve vedere tutti quanti veramente girare al massimo dei motori. Questo ragazzi in Via Bellerio. Posso essere volgare? Ce lo abbiamo sempre molto duro politicamente. Qui non sembra, ma si respira quell'aria della Lega, anche delle origini, la Lega storica, perché questo è il fortino proprio storico della Lega ufficiale, ed effettivamente fa piacere ogni tanto tornare. E senti, Olimpiadi, io vedo sempre un conto alla rovescia quotidiano. Cos'altro si è fatto nelle ultime ore? Si sono accesi i monitor, eccetera, i video. Siamo ormai, non dico pronti, ma quasi in molte situazioni. Cosa si muove? Veramente sembriamo cacciatori di gufi con le Olimpiadi, perché pareva una cosa impossibile da fare, e chiaramente la mia massima soddisfazione sarà l'inaugurazione della pista di bob,
sulla quale ci sono state polemiche fortissime, non ce la farete, non avete i soldi, mancano le competenze, i tempi, eccetera, eccetera, e invece già nelle prossime settimane ci sarà questa preomologazione che sarà diciamo la definitiva fattore che permetterà a tutti quanti di vedere che questa benedetta pista di bob non solo esiste ma è assolutamente operativa. Quindi già ci sono state le prime discese dei primi test da parte di atleti e con questa nuova sessione finalmente si completerà l'opera. La pista guarda che dal punto di vista ingegneristico il nostro lavoro è fantastico, Sammy, dal punto di vista sia del giornalismo che della politica. Ci hai fatto un giro anche tu, confessa. Tra poco lo faccio. Lo so io. Io lo voglio fare. Seguitelo su Instagram, Alessandro Morelli, vedrete se non ce la fa. Ma guardate che io voglio portare anche Sammy Varin. Col cavolo, per me ci vuole un bobone, ci vuole proprio... Ma sai, allora lì chiaramente il peso incide, ha la sua... vado più veloce, non mi fermo più. Ma sai che diventi un missile, il missile Sammy. Oh, ci manca solo quello, veramente. E quindi l'opera verrà conclusa. Poi ci sono tante altre importantissime opere, una sulla quale la nostra amica Alessandra Locatelli, ministro delle disabilità, sta lavorando per mettere sostanzialmente perfettamente a norma un monumento storico fantastico che è l'Arena di Verona. Quindi anche qui stiamo dando dimostrazione al mondo di poter trasformare un monumento che oramai ha qualche millennio addirittura da monumento, quindi realizzato con pietre, a un'opera che è assolutamente aperta ai portatori di handicap e quindi totalmente disponibile a tutta la nostra popolazione. Ragazzi, l'accessibilità è una battaglia storica che facciamo su queste frequenze affinché non ci siano barriere. Chiaro che il nostro sogno sarebbe una Milano accessibile, ma finché c'è il PD che la governa, al massimo ti tracciano la scia per le biciclette, che poi spesso e volentieri fanno una brutta fine, ma tacciamo di infinite cose. Alessandro, so che sei di passaggio, devi lavorare, se ti vuoi fermare ancora qualche istante, adesso ci colleghiamo con Martinengo in provincia di Bergamo, perché finché c'era la Lega al governo di Martinengo andava bene. Ora che al momento non c'è la Lega a governare Martinengo, hanno cancellato il palio degli asini, che era una roba storica, ragazzi. Ma io sono ignorante e chiedo direttamente qualcosa di più. Lo abbiamo in linea. Simone Ratti, ciao Simone! Ciao Sammy, ciao Morellone, come stai? Ciao Simone, ciao, sento benissimo. Allora, ascoltami, tu che sei un uomo di peso, non fisico come me, ma di peso politico, e per la tua delicata posizione, aiutaci a risolvere i problemi anche quando in certe cose ci mettiamo lo zampino da soli per farci del male. Sulla scia della legge Brambilla e della nuova normativa che è stata varata a marzo di quest'anno, c'è stato un inasprimento per quanto riguarda le regole di tutela del benessere degli animali utilizzati in manifestazioni non competitive. A seguito di questa cosa, a Martinengo, utilizzando questa nuova normativa quale grimaldello, a 48 ore dall'esecuzione, cioè dal palio degli asini, gli animalisti hanno mandato una serie di denunce all'ATS, la quale ha diffidato il comune, e il comune di controrisposta con l'associazione organizzatrice ha annullato la camminata allegra o palio degli asinelli, che era una rievocazione storica di un leggendario racconto di storia medievale del nostro paese, che si collega anche a Bartolomeo Colleoni. Ecco, abbiamo dovuto quindi non poter fare la corsa degli asinelli. C'è stata una protesta della cittadinanza pubblica e anche dei fantini, dei conduttori, perché praticamente l'amministrazione quest'anno ha abiurato alla sua potestà e capacità di imporre la volontà di eseguirla. È 45 anni che il palio degli asinelli e dei cantù si tiene
quest'anno non si è potuto effettuare. Diciamo che non è la prima volta che ci sono state queste proteste da parte degli animalisti, ma è la prima volta che colgono il segno. Ma cosa vuoi? Che c'è un ventre molle all'interno di questa nuova amministrazione. Certo è che con i sindaci leghisti non era mai successo. Hanno utilizzato il tempo, il fattore tempo, e hanno utilizzato il fattore sorpresa e il fattore impreparazione, o se non il fattore connivenza. Spiegami un attimo, Simone. Ricordiamo che è una giunta, una lista civica con all'interno delle componenti di sinistra. Quindi, a buon interditore, poche parole. Spiegaci una cosa, Simone, quindi il Paglio che si teneva da tanti anni non c'è più, e questo oramai ci è chiaro, ma la tua richiesta è quella di potersi muovere per cosa? Perché purtroppo per quest'anno è andata. Secondo me, allora il Paglio non c'è stato più quest'anno, lo hanno sospeso e quindi non si è tenuto solo la sfilata folcloristica senza il giro degli asinelli. Ok, quello che chiedo io è alle nostre istituzioni, come sindacato del territorio, a te, al buon Giovanni Malanchini, di fare una legge che scorpori queste manifestazioni culturali dagli effetti di determinate leggi che anche noi certe volte facciamo senza pensare agli effetti disastrosi che hanno sulla cultura del paese, perché così diamo la sponda ai profeti della cancel culture, per poter approfittarsi di noi. Scusa Simone, ma a parte, vabbè, voi cattivi, leghisti, quelli con l'Alberto Aggiussano sul bavero della giacca, eccetera, eccetera, ma i cittadini di Martinengo come hanno preso questa... Quando i fantini sono molto incacchiati, perché c'è stato anche una mancanza di introito per i commercianti, perché diciamo che ieri c'era quello era il clou della manifestazione, pochissima gente in centro a Martinengo, perché veniva gente da tutta la provincia, ma anche da fuori regione. Addirittura c'era una persona che veniva da Agrigento ieri ed era delusissima del fatto che non poter vedere la camminata goliardica degli asini. No, poi ho letto che non veniva fatta alcuna violenza a questi asini, non è una corsa di per sé, ma è una camminata lentissima. Non viene fatta alcuna violenza. Certo. Poi vorrei anche sottolineare il fatto che qui stiamo umanizzando gli animali e non ci accorgiamo della mercificazione che viene fatta dall'uomo. Cioè, all'uomo gli si toglie l'anima e lo si trasforma in merce di scambio inespostabile e dislocabile in tutto il mondo, costituendo il concetto di homo migrantis mercificato. Quindi, Simone, avete intenzione di costituire magari un comitato per... adesso ci sono state già dei sentori tra la cittadinanza che volevano costituire un comitato per richiedere i danni, però sai benissimo che in queste cose rischi di spendere tantissimi soldi. No, ma oltre ai danni, all'acqua. tanto oramai, come appunto per riprendere la parola, oramai per quest'anno il danno è fatto, ma un comitato organizzatore proprio legato lasciando perdere la manifestazione in generale che, come ci hai detto, si è comunque tenuta. C'è l'intenzione di costituire un comitato organizzatore proprio della camminata degli asinelli che possa avere... Il comitato organizzatore c'è e si chiama Bartolomeo Colleoni, però ci serve l'aiuto politico. Infatti noi abbiamo già contattato Giovanni Malanchini, per poter vedere di avere una legge regionale che tuteli questo tipo di manifestazione da questi attacchi proditori. Che sfruttano delle leggi che sono magari giuste, ma che vengono usate a sproposito. Grazie. Interessante. Simone Ratti, Lega Martinengo. Grazie davvero di queste segnalazioni e hai beccato il momento giusto con il sottosegretario Morelli. Grazie per lo spazio, ragazzi, grazie Morellone e grazie ciao sembra in famiglia. Grazie Simone, però il tema è proprio questo, perché la politica, tu giustamente mi hai chiesto cosa sei qua a fare, ho parlato della manovra economica, quindi stiamo parlando chiaramente di fantamiliardi, abbiamo parlato delle Olimpiadi invernali che riguardano due territori stupendi di Lombardia e di Veneto, ma che anche qua riguardano e colgono l'attenzione su infrastrutture che sono infrastrutture faraoniche attese da tanti anni nei nostri territori, ma alla fine la politica è anche questa qua, cioè quella di un piccolo comune che si vede
veramente depredato da una realtà storica che fa parte della tradizione, della cultura, delle radici di queste comunità, a prescindere che poi siano tutti cittadini martinengo o arrivino addirittura da Agrigento. E la Lega diciamo è il sindacato che deve portare a casa dei risultati per questi territori, per queste comunità. E anzi, grazie Simone per la segnalazione che mi hai dato, perché chiamerò chiaramente Malanchini per seguire la questione anche a livello governativo. Grazie davvero, sottosegretario Alessandro Morelli, grazie, perché la Lega è questo, è puro territorio e continuiamo ad esserlo e lo saremo soprattutto, guarda, ti sto inquadrando il volantino di quello che succede quest'oggi a Padova, Montebelluna, Spresiano, Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese, sta girando il territorio, ma soprattutto si fa il tifo per Stefani, presidente. Vinciamo a mani basse, questo è poco ma sicuro. Cos'altro allora, aggiungere? vinciamo, il centrodestra vincerà a mani basse, questo chiaramente è l'auspicio, è quello che ci dicono tutte le previsioni, ma attenzione, la Lega è una parte fondamentale del centrodestra che porta i valori, le idee, gli spunti, quelli legati per esempio al territorio e all'autonomia e non solo, che evidentemente sono diversi rispetto agli altri. Quindi io, nel totale rispetto dell'alleanza, devo sottolineare come i miei valori siano non radicalmente ma diversi rispetto a quelli degli altri partiti del centrodestra, quindi massimo rispetto per tutti, ma noi siamo qui a lavorare per la Lega, per Alberto Giussano. Quindi attenzione dove metterete il simbolo, la X famosa nelle prossime elezioni. Se avete parenti o amici in Veneto è il caso di fargli un messaggino. Poi è chiaro, il bello deve ancora venire, torneremo a parlarne nelle prossime settimane, ma avere comunque uno Zaia capolista in ogni provincia è una cosa... io ho goduto, quando ho sentito questa frase ho goduto, perché comunque sai, è anche davvero una piccola rivincita sui famosi gufi, no? Che gufavano, non lo so, chi fosse all'interno del centrodestra, e non soltanto chiaramente, perché chissà adesso Zaia capolista in tutte le province, quindi scrivi Zaia e porta bene. Tacciamo di infinite cose, grazie Alessandro Morelli. Grazie Sammy, grazie a tutti voi. A domani. Avete